Amici sportivi, le immagini di Andrea Farris vi portano a Sassari, al Lipunti Stadium, dove per la quinta giornata del campionato di eccellenza regionale stanno per scendere in campo Lipunti e Nuorese. Si propone Fresu lungolinea, ma Salas andrà nuovamente a cercare il centro dell'area di rigore. Battuta lunga di Salas, Satta di testa verso il centro, liscia Dieni, poi ci prova dalla distanza Castillejo, palla sulla traversa e poi fuori. Va a ripartire Lipunti da Vulcano, scambio proprio con Dieni, quindi Cirotto, lungo per Murgia, ma attenzione perché il pallone diventa buono per Castillejo, quindi ci prova Fresu, murata la conclusione del numero 3. Salas in avanti a cercare Murgia, di testa Laconi, prova a innescare Manca, attenzione a un pallone vagante, Villa lo recupera, Villa in area di rigore e la palla è sul fondo, ma c'è stata una deviazione. Cercare Manca, l'anticipo pulito di Salas, ribalta l'azione il Lipunti, Salas la gioca sulla destra per Cirotto, Cirotto prova a farsi largo, il tiro di Cirotto, Trini per evitare problemi la mette in corner. Cosu cerca Villa, il passaggio ancora per Cosu, si alza la bandierina, Cosu e ancora una volta Cosu, il capì vincente, ma abbiamo visto la bandierina dell'assistente alzata già da un po'. Manca, gioca all'indietro su Cadau, da Cadau a Steri, insiste adesso la Nuorese. Steri vede Satta sulla destra, il cross al centro di Satta, sul secondo palo, Manca e poi Villa spedisce alto sopra la traversa. Centralmente per Chiappetta c'è Satta sulla destra, visto da Chiappetta, porta la palla a Satta, lancio in verticale a cercare Villa, Villa contro Serra, prova ad andare via, Villa con il destro, palla sul fondo. Ha fatto tutto bene Maurizio Villa. Pallone per Laconi, Laconi per Cocco, protegge il pallone a spalle alla porta, Cocco invita all'azione Puddu, Puddu prende il tempo a Fresu, Puddu entra in area di rigore, palla dentro, non c'è nessuno, Emerson gioca su Zannini, Zannini porta la palla sulla sinistra, allo spazio per mettere il cross, per Chiappetta, ci arriva Villa, pallone sul fondo, occasione per la Nuorese. Un'altra opportunità per Castillejo, stavolta ribattuta da Steri, Zannini mette fuori, De Murtas riesce a stoppare il pallone, non a tenerlo in campo e qui finisce la partita al Lipunti Stadium, 0-0 tra Lipunti e Nuorese, un punto per parte.